Assessore, si apre la crisi Safilo, un fronte che forse nessuno si aspettava. Che cosa fa la Regione in questo momento per questa crisi aperta? Ma un fronte drammatico che vede coinvolte 250 persone nello stabilimento Safilo di Martignacco. La Regione si è già attivata, si è immediatamente attivata tramite il Presidente Fedriga, che ha sentito il Ministro Patuanelli. Noi tramite il MISE abbiamo chiesto un tavolo urgentissimo già la prossima settimana per vedere cosa possiamo mettere assieme noi, il governo italiano, affinché queste 250 famiglie possano, come dire, traguardare i prossimi mesi con maggior serenità. Insomma, stiamo lavorando in maniera intensa. Una crisi che arriva a 10 anni dalla chiusura dello stabilimento di Precenicco, qui ci sono molte famiglie che allora avevano perso il lavoro lì e che oggi si trovano a Martignacco, rischiano di essere beffate nuovamente. L'azienda sembra voler però stringere sui tempi. Ma l'azienda vuol stringere sui tempi, però io ricordo che l'azienda ha anche delle responsabilità sociali importanti. Io penso che il buonsenso debba prevalere e di conseguenza debbano essere procrastinate le scadenze che le aziende si erano date. Immaginate di parlare anche con il Veneto, col fronte aziendale veneto? Assolutamente sì, il gruppo Safilo ha degli stabilimenti anche in Veneto, di conseguenza io penso che si debba fare un ragionamento congiunto a tutela dei lavoratori. Lei rappresenta le RSU dello stabilimento, vi aspettavate questa crisi? Così importante no, perché i sentori di crisi, dai perdita dei marchi, lo sapevamo, però una chiusura così definitiva no. Oggi sciopera tutto il gruppo, anche quelli non toccati come Santa Maria sono fuori a scioperare pure loro, le speranze ci sono. Noi siamo qui a fare questa lotta soprattutto per riuscire ad ottenere la cassa integrazione, se è possibile in primis, ma se ci fosse anche un acquirente, noi speriamo che qualcuno veda di noi. Siamo 250 lavoratori, abbiamo coppie, abbiamo persone che hanno appena aperto un mutuo, abbiamo mamme single, è una situazione drammatica.